È una data anche molto molto particolare, sono 160 anni da quando Vittorio Emanuele II si è autoproclamato re d'Italia, nessuno gliel'aveva chiesto, fondamentalmente si è arrogato questo diritto di... È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, e non so se ci stiamo rendendo conto che proprio oggi, oltre ad essere martedì, ma è anche l'anniversario dell'Unità d'Italia, una cosa che insomma... Garibaldi che hai fatto? Cosa sta dicendo? Stavo parlando con un amico mio che abitava a Lo Caprera. lasci stare, amico. Che è giusto così, e quindi proprio oggi io vi porto quest'ospite incredibile, e ieri nella storia di Instagram, seguitemi su Instagram, vince Rosario 796, per l'averlo indovinato godetevi la chiacchierata, abbiamo parlato di Napoli, di Gattuso, di Iezzo, di Regno delle Due Sicilie, di Maradona, di Champions, di prospettive future, godiamocelo, gira, vai, ci voglio 500 like, me li date subito, a prescindere, vai. Amici bellini, quando ho degli ospiti che non hanno bisogno di presentazione perché lo guardate e dite mamma mia, Angelo Forgione, io sono contentissimo e sono onorato di avere qui sul nostro canale un paladino non solo della napoletanità, il movimento vanto per me è qualcosa di straordinario, ma anche un pioniere, Angelo, perché tu prima di che tutti diventassero social, tu sei stato molto molto attivo. Complimenti e grazie per aver accettato l'invito. Ciao Valerio, un proto social, diciamo così, dai. Sì. Perché io ricordo video in cui tu prendevi insomma attacchi verso Napoli, anche Napoli città, e li contestavi con cultura, insomma facendo vedere cosa è veramente Napoli, quindi veramente prima che tutti diventassero social. Ma ci vogliono gli strumenti, altrimenti poi la risposta diventa solo di pancia, ci vogliono sempre strumenti, altrimenti non viene fuori, come dire, l'intelletto e la risposta giusta a quelle che sono poi delle, chiamiamoli guasti, fermiamoci qui. È giusto. Angelo, noi che registriamo in questo momento è martedì, domani che è uscito questo, adesso facciamo conto che è sempre martedì perché in questo canale è così. Un accennino su... lo so, sei perplesso. No. Vai tranquillo. Un vai. accennino sul Napoli che hai visto a Milano, ti è piaciuto? Come ci credi magari al recupero in classifica a questo punto? Valerio, bisogna crederci. Il Napoli non è una squadra costruita per vivacchiare in certe zone di classifica basse, diciamo, perché poi alla fine l'Europa League, vedi, non serve a nulla, non serve proprio a nulla, la snobbi, quindi ti qualifichi a che cosa alla fine? A nulla. Di là della questione proprio sportiva, poi sappiamo che la questione meramente finanziaria e economica necessita di una qualificazione in Champions League, altrimenti una squadra che si autosostiene come il Napoli, questo scopriamo veramente l'acqua calda, non ne viene fuori, diventa un secondo anno senza Champions League, diventa un problema serio. Credo che nessuno, né dall'interno della società né dall'esterno, noi, ma tutti i tifosi, vogliano una cosa del genere, quindi credo che il Napoli ci debba credere, è costruito per arrivare in Champions, qualcuno aveva addirittura ipotizzato una lotta per il campionato, per lo scudetto, però è venuto meno quello. Adesso è giusto lottare per la Champions League. I problemi che ci sono stati seri, per carità, ci mancherebbe altro. A un certo punto la nave si è arenata, però sì. Adesso il recupero di calciatori effettivi, è giusto che il Napoli ci creda e ci metta tutto quello che ha, i cavalli nel motore che ha, fondamentalmente. Assolutamente sì, io individuo soprattutto nel recupero di Lozano una grossa pedina che era quello che ci stava mantenendo alla fine a galla tutto l'attacco nell'ultimo periodo, e quindi speriamo che questo possa essere una carta insomma per la partita con la Roma, che diventa fondamentale anche per il morale, perché non so se tu sei d'accordo con me, io credo che una vittoria come quella a Milano dia anche consapevolezza al gruppo sul lavoro di Gattuso, nel senso che certe vittorie, anche quando fai qualcosa di diverso, fanno gruppo proprio per i giocatori che credono in un progetto di un allenatore che comunque se ne andrà, quindi per questo è complicato lottare fino alla fine. I calciatori non sono mai stati contrari a Gattuso, lo spogliatoio è sempre stato con l'allenatore, altrimenti adesso l'avremmo perso, la rotta sarebbe stata persa, quindi in questo momento ci saremmo ritrovati in una condizione di classifica sicuramente diversa, peggiore. Basta vedere quello che è accaduto l'anno scorso con Ancelotti. Chi ha risolto il problema Ancelotti? L'ha risolto Gattuso alla sua maniera, che ha cercato poi di portare avanti anche quest'anno. Il difensivismo di Gattuso, che poi è un difensivismo un po' strano, sui generis, però è quello che ci ha consentito di venire fuori dai guai e ci ha consentito anche
che devi vincere la Coppa Italia l'anno scorso. Il problema è che quando tu giochi in una certa maniera, cioè abbassando il baricentro, quindi rinunciando in qualche maniera, questo è stato il limite grande, è il limite grande del gioco di Gattuso, che poi può diventare anche un pregio se vogliamo, però hai bisogno di calciatori, hai bisogno di qualità, di una qualità che per esempio l'anno scorso ti ha dato Fabian Ruiz a Milano, quando ti ha tirato fuori dal cilindro il coniglio e ti ha fatto passare il turno di semifinale di Coppa Italia. Quando non hai la qualità è chiaro che questo tipo di gioco diventa pericoloso, perché sappiamo che poi le qualità difensive di questa squadra non sono poi eccelse. Esatto. Chiudi dietro, perché se poi giochi per non prenderle e non hai gli elementi poi per controffendere, diventa sterile la situazione, è chiaro. Assolutamente. Il problema è stato quello lì. Adesso magari sale il tasso di qualità e sale anche la convinzione della squadra di poter fare il risultato in campi difficili come quello di Milano, di San Siro. Senti, un accennino su tutte queste polemiche. Ora non voglio parlare nemmeno del rigore, insomma, perché a me mi sembra veramente, cioè a noi ci buttano Politano a due mani a terra in aria ogni partita e nessuno dice niente, ma per un tocchettino dobbiamo fare tutte queste polemiche. Ma stiamo ancora pagando tutta la situazione dell'ASL e del ricorso, secondo te, oppure così funziona in televisione quando poi si va a fare certi commenti? Vabbè, il retaggio di una polemica sterile sulla questione dell'ASL che ormai ci portiamo dietro non so per quanto tempo ancora, mi pare evidente che ogni peso spinto si tira fuori questa situazione come se il Napoli avesse deciso e decidesse ancora oggi quando giocare, quando non giocare, insomma francamente questa cosa non mi appassiona proprio. Credo che poi in realtà sì, ci poteva stare anche quel rigore, per carità, dal punto di vista del tifoso rossonero, anche del giornalista tifoso rossonero, ci può stare la protesta, però come io poi ho ampiamente dimostrato sui social, ma questo non l'ho fatto solo io, basta avere un po' di memoria lunga per vedere quello che è accaduto all'andata, quindi certo. non mi pare che ci sia stato una levata di scudi da parte del Napoli per quello che è accaduto, né tantomeno da parte del Milan, che adesso invece, partendo dal suo portiere che ha avuto questa uscita un po' particolare, forse provocato da qualcuno non so della panchina azzurra, ma voglio dire, poi alla fine tutte queste polemiche lasciano il tempo che trovano, basta lasciarle sbollire un poco, 2 o 3 giorni passa tutto, ci proiettiamo la partita con la Roma, magari là verranno altre polemiche. Sicuramente, anche perché la Roma sta sul piede di guerra contro di noi, e c'è anche questo silenzio stampa, insomma, che verrà probabilmente a questo punto prolungato per tutta la stagione, quindi il Napoli non si può nemmeno difendere e dire la sua. Sotto questo punto di vista tu come la vedi su questa scelta che credo venga direttamente dal presidente? Sì, viene dal presidente per 2 motivi. Uno, perché ha visto la stampa molto, come dire, accanita nei confronti dell'allenatore. Quello è stato il primo, perché poi magari qualche emittente ci ha messo del suo in maniera piccante e anche piccata, però credo che il vero motivo sia stato il fatto proprio che Gattuso abbia accusato, quindi non abbia mantenuto i saldi, abbia risposto alle provocazioni che venivano da certe emittenti e abbia ingaggiato questa guerra che poi alla fine è diventata controproducente. E poi c'è anche il fattore interno, cioè il Gattuso che in qualche modo ha colto l'occasione della polemica con le televisioni per lanciare qualche messaggio alla società. Esatto. E questo al presidente non è andato affatto bene, quindi a un certo punto ha detto adesso state tutti zitti, non parlo nemmeno io ma non parlate voi. Perché molto spesso a volte dice più di quello che gli chiedono, perché tra le righe tu, se riesci ad essere attento, insomma un pochino leggerlo nel profondo, leggi delle cose in più. Angelo, io nel ringraziarti per la tua disponibilità volevo 2 parole sulla questione Maradona, perché tu hai postato un video tra l'altro bellissimo su quel gol non gol che poi non è successo per il Boca. Fantastico. Una cosa da brividi, perché veramente poche volte si vede una palla che non vuole entrare e quindi qualcuno ha detto quella è la mano di Dio ancora. Noi romantici che ancora crediamo a queste cose, lasciateci credere che lì c'era la mano invisibile de Dios, quindi sì. È stato bello pensarlo, insomma, quella palla che gira, doppio effetto ed esce, non entra in porta, è la porta del Boca. Una cosa pazzesca. E si è parlato troppo poco di questa situazione del fisco, dove Maradona finalmente viene anche lui assolto
in maniera definitiva, e quindi tutto quell'accanimento che abbiamo visto contro di lui in vita non aveva senso di esistere. No, non aveva senso, ma chi conosceva la storia lo sapeva. Quella è stata una storia brutta, perché bastava leggere le carte e vedere che cosa era accaduto in commissione tributaria regionale, che aveva assolto, non si parla di assoluzione, si parla di condono in verità, Sì. aveva dato ragione a carica delle Mao la commissione tributaria regionale, e poi in sede di Cassazione, visto che il fisco italiano aveva fatto ricorso nei confronti dei calciatori stranieri del Napoli, in sede di Cassazione è intervenuto questo condono, no, tombale, che alla fine ha cancellato tutto per gli stranieri del Napoli, quei 3 stranieri del Napoli, quindi il grande Diego, il grande Antonio e il grande Rogerio De Brito Alemao. Il cavillo dov'era questo cavillo strano? Che Maradona non aveva ricevuto la notifica, perché chiaramente, essendo dovuto andare in Argentina a risolvere i suoi guai dopo essere stato stranamente pizzicato all'antidoping, questa notifica non gli era mai stata recapitata, perché non stava più chiaramente a Posillipo, a Via Scipione Capice, ma stava a Buenos Aires. Quindi chi conosceva questa storia sapeva che alla fine il Napoli, con questo condono che aveva accettato, e quindi aveva fondamentalmente sanato per mi pare tra il 5 e il 10% della somma contestata, che era di circa 44 milioni di euro, insomma aveva chiuso questa faccenda, cioè il condono aveva chiuso la faccenda per i 3 stranieri del Napoli. Però evidentemente il fisco italiano continuava a chiedere a Maradona il perché non aveva fatto ricorso, se Maradona in realtà stava da un'altra parte, non stava a Napoli, che ricorso vuoi fare? Vabbè, insomma una vicenda anche un po' kafkiana, che ci fa capire, guarda che ci possono cascare tutti in questa situazione. Basta, ecco, tu che vivi all'estero, magari se ti notificano qualcosa, magari prima vivevi a Napoli, ti notificano qualcosa a Napoli, tu non lo sai, e a quel punto diventi a tua insaputa debitore dello Stato per chissà quanti X milioni di euro. Il fisco ci ha in qualche modo, come dire, azzuppato pan, perché Maradona è Maradona, quindi faceva comodo, no? Il nome di Maradona ha sempre fatto comodo, ha fatto comodo al Napoli, ha fatto comodo alla FIGC, ha fatto comodo alla FIFA e ha fatto comodo anche al fisco italiano, Equitalia, insomma uno sponsor incredibile. Il problema è che adesso questa notizia è passata un po' in sordina, cioè lo sappiamo noi a Napoli, qualche telegiornale l'avrà anche detto, ma magari per gran parte dell'opinione pubblica Maradona resta ancora un evasore fiscale che se n'è andato all'altro mondo portandosi dietro questo debito col fisco italiano che non c'è mai stato in realtà. Quindi mi dispiace che ci sia, ecco, abbiamo parlato di guasti all'inizio, questo è il grande guasto, che non si sia fatta giustizia nei confronti del calciatore, che è paradigmatica questa situazione, la persecuzione che è stata fatta nei confronti di Maradona, che in realtà sì, aveva i suoi difetti, ma era un uomo che difficilmente riusciva a vivere come un uomo normale, anzi non poteva vivere come un uomo normale. Quindi oggi come oggi mi piace pensare a questo calciatore come lo ricordano tutti i suoi compagni, un uomo buono, un uomo che ha fatto il bene dei suoi compagni, che si è guardato bene da determinati personaggi ma non da altri che gli sono stati vicini e che lo hanno usato sia da vicino che da lontano. Insomma, è una situazione che andrebbe raccontata meglio, e probabilmente la stampa nazionale avrebbe anche il dovere di ripristinare la verità nei confronti di questo calciatore. Esattamente, perché poi è una questione di giustizia e di memoria, perché poi se passa una narrativa e la gente non viene bloccata e dice evasore e cocainomane, è un attimo, cocainomane lo lasciamo perché è la verità, però evasore togliamolo da mezzo. E quindi se continua poi questa cosa e non si fa una chiarezza bella coi titoli sui giornali eccetera eccetera, resta la parola passa, e purtroppo è così. Angelo, hai visto Il Regno delle Due Sicilie e nuovo CT Gennaro Iezzo? Ah, davvero? Vabbè, Gennaro è sempre stato un calciatore meridionalista. Esattamente. Quindi mi fa piacere che mi stai dando una bella notizia, ma non mi stupisce. Oggi è il 17 marzo e quindi è una data anche molto molto particolare. Sono 160 anni da quando Vittorio Emanuele II si è autoproclamato re d'Italia. Nessuno gliel'aveva chiesto, fondamentalmente si è arrogato questo diritto di fare lui l'unità in maniera sbagliata, ma del resto i risultati sono quelli che sono.
sotto gli occhi di tutti. È capitato... Auguri a Gennaro Iezzo. Augurissimi. Piuttosto... È capitato proprio a fagiolo la scelta incredibile. Angelo, io ti ringrazio infinitamente per la tua disponibilità. Gli amici bellini ti inonderanno di affetto qui nei commenti. Grazie. Quando si potrà viaggiare sarai mio ospite a New York, perché le tue iniziative devono andare in giro per il mondo, per il rispetto che si deve avere per Napoli nella sua interezza. Grazie, sei molto squisito. A proposito di squisitezza, mi faccio un giro a New York, ci facciamo una bella pizza ai nostri amici Pasquale a Ribalta, che penso che tu insomma frequenterai evidentemente. Certo, sta la sciarpa lì, Pasquale ovviamente. Rosario. Quindi. Grazie ancora. Grazie per l'invito e grazie per l'ospitalità. Un bacio. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è sta un tasto, da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.